Le prossime europee saranno il primo banco di prova per i nuovi assetti politici e di governo. Lavori in corso anche ad Agrigento tra ambizioni e prospettive. Zambuto, resto a fare il sindaco. Dario Piparo. Tutto in divenire, diceva Eraclito, criterio applicabilissimo alla politica italiana, dove tutto si trasforma continuamente. E questo diventa un vero rebus anche per gli stessi attori della politica, che attendono il banco di prova di maggio per capire un po' di più degli effetti di queste trasformazioni. Renzi sale al governo, Letta scende, Berlusconi ricompare e discute fuori da palazzo, e Alfano comincia la conta per capire la pasta del suo nuovo centrodestra. Grillo va avanti per la sua strada, e in Sicilia non si può che ipotizzare. Lo fa Demopolis con un sondaggio realizzato tra i lettori online del Giornale di Sicilia, cominciando a fornire alcune indicazioni. Primo dato: chi è il leader più stimato tra i lettori? La risposta è il nuovo presidente del Consiglio, cioè Matteo Renzi, con il 41% delle preferenze tra gli internauti, seguito da Beppe Grillo con il 33% e da Berlusconi con il 21%. Subito dietro l'uscente Enrico Letta, che si assesta al 20%. Se Renzi è il più stimato, il suo incontro con Berlusconi è stato però valutato negativamente dal 52% dei votanti. Per quanto riguarda le coalizioni, si conferma in vetta il 5 Stelle con il 36%, seguito dal centrodestra con il 29% e il centrosinistra con il 28%. Ma c'è un dato di enorme concretezza in mezzo a queste proiezioni virtuali, dato che potrebbe stravolgere gli assetti amministrativi di Agrigento. Parliamo del futuro politico del sindaco Marco Zambuto. Si parla da tempo di una sua ipotetica candidatura alle elezioni europee del prossimo maggio e l'ipotesi è tutt'altro che remota, anche se non definita. Ascoltiamo la sua risposta a precisa domanda di Davide Saia. Non è all'ordine del giorno questo tema, ci occupiamo per quanto mi riguarda dei problemi quotidiani della città. Chi non ha da fare, chi fa l'opposizione in questa città si occupa ogni giorno di cosa faccio io, di cosa potrei fare io e quindi alimenta ogni giorno campagne calunniose, diffamatorie, cioè cercando di individuare cosa faccia io, cosa possa fare io. Se facessero qualche cosa loro, ecco, di concreto nei confronti della città, penso che tutti staremmo meglio. Altro aspetto che è insorto prepotentemente dopo gli ultimi risvolti è la possibilità di un sottogoverno nel prossimo riassetto renziano per Marco Zambuto. Anche qui nega seccamente la possibilità. No, non c'è di questo rischio, di questo problema, continuo a fare il sindaco con grande entusiasmo, sperando che il nuovo governo sia varato da Matteo Renzi, nella consapevolezza che c'è un rapporto forte che a prescindere dalla presenza mia dentro il governo potrà dare sicuramente risultati importanti alla nostra città.